Siamo nuovamente in diretta, questa lunga diretta cominciata alle 12 per darvi tutti gli aggiornamenti relativi all'emergenza coronavirus. Abbiamo cominciato proprio con una conferenza stampa davvero intensa da parte del governatore del Veneto Luca Zaia, che mai prima d'ora si era visto così particolarmente fermo, deciso e soprattutto davvero preoccupato per la situazione che stiamo vivendo tutti quanti. E a tutti quanti proprio lui ha dichiarato, ha ripetuto: state a casa, non uscite dalle vostre abitazioni o fatelo solo ed esclusivamente per motivi essenziali. È un messaggio che davvero dovrebbe raggiungere tutti quanti noi nelle nostre case, dovrebbe raggiungerci tutti quanti, perché con l'impegno di ogni singola persona si riesce concretamente a superare questo momento difficile, anche perché è stato ricordato dai sanitari, è stato ricordato dal mondo istituzionale. Questo coronavirus, questo Covid-19 si manifesta sotto diverse forme, in molte occasioni non ha nessun effetto, nel senso che colpisce la persona, però non c'è nessun effetto, la persona sta benissimo pur avendo il virus. E cosa fa? Lo porta in giro tutti quanti senza saperlo, perché inconsciamente. Di conseguenza l'unico modo per evitare di trasmetterlo così ad altre persone è quella di starsene a casa, di non uscire, a meno che non si tratti di elementi indispensabili. E tra l'altro adesso è attivo anche un IBAN per fare delle donazioni coronavirus, è stato attivato proprio dalla Regione Veneto, quindi l'IBAN, chiedo alla regia se riesce a mandarmi, eccolo lì, lo vedete, IT 71 V0200800201 7000 10 588 90 30 con causale emergenza coronavirus intestato a Regione del Veneto, e di conseguenza insomma una donazione può essere fatta da chiunque. L'IBAN lo state vedendo, la causale sostegno emergenza coronavirus intestato a Regione del Veneto. Quindi insomma un modo, questo numero che è stato avviato dall'organismo regionale da Venezia, proprio per cercare di dare un contributo, una mano in questo momento particolarmente difficile. E adesso stop ai mercati. Abbiamo appena visto poco fa che sono rimasti chiusi anche nel Trevigiano, e sentiamo adesso invece il sottosegretario veneziano Pierpaolo Baretta, sottosegretario Economia e Finanza Pierpaolo Baretta, che ha lanciato anche lui alcuni consigli, alcuni messaggi molto forti per cercare di affrontare questo momento. Come governo stiamo predisponendo nelle prossime ore un decreto molto robusto che dovrà affrontare innanzitutto l'emergenza sanitaria. Oggi c'è bisogno di nuovi macchinari, di respiratori, di tutto ciò che serve a sostegno dell'emergenza, ma anche il personale sanitario che sta lavorando con grande abnegazione e competenza, e quindi va sostenuto anche finanziariamente, gli straordinari, le eventuali assunzioni per un periodo di tempo. Sostegno alla sanità, all'economia, alle famiglie. Di fronte alle conseguenze provocate dal coronavirus, Pierpaolo Baretta, candidato sindaco a Venezia e sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze, annuncia un blocco di interventi del governo a 360 gradi che considerano anche le ripercussioni dell'emergenza sul lavoro. È necessario che venga data la cassa integrazione, soprattutto per quei settori che non ce l'hanno, penso ad esempio al turistico e alberghiero che noi abbiamo qui, tra l'altro a Venezia. Sono settori di grande importanza per il nostro territorio, Venezia e il Veneto, ed è importante che abbiano questa tutela per impedire i licenziamenti, dare ai lavoratori una risposta. Nei provvedimenti sarà tenuto conto anche delle difficoltà incontrate dalle famiglie nella gestione dei figli, ora che le scuole sono chiuse. Bisogna pensare anche ai voucher, oppure addirittura ai congedi parentali per tutti. E questo comporta un intervento importante dal punto di vista anche di sostegno finanziario, ma va assolutamente fatto. Le famiglie hanno diritto di stare
vicino ai loro figli in questo momento. Altro intervento è quello di carattere fiscale, per ovviare ad un problema di liquidità sia di famiglie che di imprese. Ridurre al massimo i pagamenti prossimi di interventi fiscali vari, ma anche sospendere i mutui e fare in modo che quando si dovrà pagarli questo venga rateizzato nel tempo, perché che non succeda che magari nel momento in cui si supera questa crisi poi arriva un eccesso di assenza di liquidità per i pagamenti arretrati. Prima avevamo parlato del via a Padova della consegna a domicilio della spesa soprattutto, e allora vediamo nel Trevigiano come sta andando. La parola d'ordine in questi giorni è state a casa, è l'unica misura possibile ora per contenere l'epidemia da Covid-19. Lo dicono gli scienziati, lo ribadiscono le istituzioni, in questo momento la responsabilità è tutta in mano ai cittadini. I comuni si stanno attrezzando per andare incontro alle categorie più deboli con servizi di consegna a domicilio di generi alimentari e farmaci. Uno dei primi ad attivarsi, Vittorio Veneto, con l'iniziativa Restiamo a casa. Il logo scelto è significativo, una casa con al centro un cuore e intorno uno scudo a significare come la propria abitazione rappresenti l'unico luogo sicuro in cui stare ora. C'è un servizio di ascolto, una persona che può rispondere alle domande, ai quesiti, ai dubbi, anche alle ansie delle persone più fragili, proprio per dar loro rassicurazioni. Saremo poi in grado di portare e recapitare a casa pasti caldi, qualora necessario. Saremo in grado, grazie alla collaborazione preziosissima con le farmacie comunali, di recapitare i medicinali direttamente a queste persone e poi, grazie alla collaborazione con l'Ascom Cittadine, saremo in grado di consegnare loro la spesa. I cittadini interessati potranno contattare i servizi sociali allo 0438 56 9333. Il Comune raccomanda di aprire la porta solamente a chi si presenterà con un cartellino che riporta il logo dell'iniziativa. Sulla stessa linea di Vittorio Veneto anche Asolo con i propri servizi sociali. Offrendo la possibilità di consegna a domicilio di farmaci e alimenti, rivolto proprio a quei cittadini che al di sopra dei 65 anni che sono privi di una rete familiare di sostegno. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 11, contattando i recapiti telefonici dei servizi sociali del comune di Asolo. Anche ad Asolo chi farà le consegne a domicilio sarà facilmente identificabile. Saranno facilmente riconoscibili da un cartellino identificativo rilasciato dall'amministrazione comunale. L'aeroporto Canova di Treviso verso un fermo temporaneo in attesa di tutte le comunicazioni per cercare di capire quali saranno i prossimi passi. Lo scalo è praticamente deserto. I voli interni sono già stati fermati, mentre per quelli internazionali bisognerà attendere la mezzanotte di venerdì. È uno spegnimento graduale quello del Canova di Treviso, un gigante che si appresta a trattenere il respiro, così come le centinaia di dipendenti per cui si stanno attivando gli ammortizzatori sociali, mentre la società Save, che controlla gli scali veneti, è al lavoro per definire questa delicatissima fase. Riunioni si sono susseguite anche nelle ultime ore. Le principali compagnie hanno già decretato lo stop ai voli su tutte, ma non è l'unica, Ryanair. Al Canova arrivano autobus vuoti, parcheggi solitamente al completo sono deserti, solo qualche straniero in fuga, la maggior parte diretta a Berlino, una delle poche destinazioni confermate in un filotto di cancellazioni, direzione Russia ed Est Europa. We leave our states. Berlin, Germany. Ma lo spegnimento del Canova è un dramma per l'intero indotto. Alcuni bar e ristoranti hanno già chiuso, improvvisando periodi di ferie. Ci sono poi tutte le altre attività. Queste rappresentanti di commercio stanno ultimando il giro clienti prima di rimanere a casa. Sicuramente è molto preoccupante la cosa. Io lavoro qui, però stiamo fortemente valutando la chiusura. Per il momento è tutto, ci vediamo tra poco e ricordo l'appuntamento alle 18:50 con TG Bassano, a cui seguirà TG Vicenza. Grazie per essere stati con noi.